pronti? 1, 2, 3. Buono. Il segnale è buono con Tommy che veloce si porta a condurre. Del secondo la più svelta è Valle Incantata, il più svelto è Valle Incantata. Intanto in seconda posizione rimane Eurasia Tab su Ultimo Prince che deve accodarsi in terza posizione sulla piegata. Intanto Valle Incantata all'esterno avanza dopo 200 metri completati in 16,1. Valle Incantata va anticipata sempre da Ultimo Prince che insiste nella sua progressione e si porta a condurre. Quindi Ultimo Prince leader, completa in 31,3,400. Valle Incantata gradualmente si porta all'esterno. Intanto Voldemort Null segue direttamente le mosse di Valle Incantata. Se ne vanno i primi 600 metri di gara, corsa sulla distanza lunga dei 2,5 km, 47,7 per i 600. Valle Incantata va con molta gradualità a chiedere strada e ovviamente ottenerla da Ultimo Prince, mentre all'esterno Voldemort Null ha anticipato Valencia Min che comunque è molto sollecita, lo supera e si porta a diretto contatto di Valle Incantata. 1-3-1 il passaggio agli 800, siamo praticamente a un terzo di gara. Seconda posizione per Ultimo Prince che precede Tommy e Eurasia Tab. Per corsie esterne invece dopo 1 km 1,18,8. Vediamo anche Victory Show in terza pariglia che precede Victor Trio e quindi Tempest Treb. Siamo ora a metà gara esatta con un parziale in 15,2 per Valle Incantata che continua a controllare la situazione, seguito da Ultimo Prince con all'esterno Valencia Min. La terza ruota accennata da Victory Show che poi viene via con maggior decisione quando siamo a 1 chilometro dal termine. Va su Voldemort Null, cerca di portarsi su Valencia Min. Ora però accelera il battistrada. Valle Incantata che ha un giro dalla conclusione si mantiene nettamente in vantaggio. Ultimo Prince è ancora in seconda posizione. All'esterno resta Valencia Min, terza ruota costante per Victory Show ora. Poi c'è Voldemort Null, ancora Tommy e Eurasia Tab. Intanto prende vantaggio Valle Incantata, una ventina di metri da Ultimo Prince che rimane in seconda posizione. Faticano tutti gli altri, mentre Valle Incantata si mantiene in netta evidenza a 400 dalla conclusione. Il parziale ora in 14,1. Ultimo Prince in seconda posizione, poi il resto del gruppo con Valle Incantata che ha sgranato nettamente il drappello e ora si profila in nettissimo vantaggio, addirittura d'arrivo. Mancano 100 metri alla conclusione, ma Valle Incantata ha chiuso da tempo la partita, viene a concludere isolato in avanti. Valle Incantata, il secondo posto sul traguardo è per un ottimo Victory Show. Al terzo finisce Tempest Treb precedendo Victor Trio. Intanto 1,16,3 il ragguaglio conclusivo, preso però dallo start, quindi va tarato. 29,7 a chiudere per Valle Incantata che aveva già chiuso la partita da tempo, come abbiamo detto. Roberto Vecchione che bissa così la vittoria di Adamo Dipa alla sesta corsa, vince anche le Tris Quartet Quinte con un assolo assoluto, vittoria senza discussioni, una trentina di metri di margine su Victory Show che corre comunque bene come sempre in questo tipo di schemi. Al terzo il numero 11 Tempest Treb, al quarto Victor Trio, al quinto ancora Ultimo Prince, numero 2. Un ordine d'arrivo quindi che numericamente dice 7, 9, 11, 12, 2. Questo naturalmente ancora in via ufficiosa.